grazie a Giuseppe Bono, grazie a tutta la dirigenza di Fincantieri, ringrazio naturalmente le autorità presenti, la Presidente Serracchiani, il Sindaco, il Prefetto, i nostri amici del gruppo Carnival, del gruppo Holland. E abbiamo potuto, credo, vedere oggi negli interventi che abbiamo ascoltato come in questa relazione di lavoro che va avanti da molti anni si sia sviluppata anche una relazione di amicizia che è molto importante per assicurare continuità, affidabilità e qualità al nostro lavoro. Devo dire, la voglia di conoscere i prodotti italiani anima oggi questo grande paese, la Cina. Quindi stiamo parlando di, credo, una storia italiana, una storia di competenza, qualità e passione che ha fatto di questo gruppo, superando certamente anche scogli e difficoltà, un vero campione italiano, un campione europeo, un gruppo che, come dimostrano anche le cronache di questi mesi, è in grado di crescere, di espandersi anche in altri paesi. Questo risultato, questa capacità affonda le sue radici innanzitutto sulla capacità e la qualità del lavoro italiano. Penso che noi innanzitutto dobbiamo essere grati ai lavoratori, alle maestranze, a chi con il proprio impegno ha garantito di poter fare una meraviglia come quella di Majestic Princess che stiamo inaugurando e visitando. C'è la qualità italiana in molti di questi dettagli e noi dobbiamo essere, credo, riconoscenti a Fincantieri per il fatto che in questi enormi progetti si coinvolgono centinaia o addirittura migliaia di piccole e medie imprese italiane. La qualità non ha frontiere, che dazi, protezionismi, chiusure non possono essere barriere in grado di mettere un freno e un muro alla qualità. Se c'è qualità, c'è business, ci sono scambi commerciali, c'è crescita e c'è benessere per tutti. Con questa fiducia, che mi fa molto piacere di nuovo ringraziare tutti ed essere presente qui in questa giornata che spero sia memorabile per Monfalcone, per Fincantieri e per il Carnival. Grazie a tutti. Presidente, oggi la cerimonia per la consegna della Majestic Princess, un momento di grande orgoglio, ma soprattutto il premio Gentiloni ha fatto la metafora di questa splendida nave con il nostro paese che viaggia in un mare senza confini. Assolutamente azzeccata, stiamo attraversando dei momenti difficili, ricordava ad esempio che ieri la famosa lettera scritta dalla Gran Bretagna per quanto riguarda la Brexit apre oggettivamente il nostro paese come gli altri paesi europei a tempi sconosciuti. Qui però oggi abbiamo avuto davvero la possibilità di toccare con mano un lavoro di grandissima qualità, un lavoro italiano. Fincantieri ormai è un'azienda mondiale che si è fatta non solo conoscere ma anche apprezzare. Questa partnership con Carnival ormai ha fatto sì che dai cantieri di Monfalcone e di Trieste partissero tantissime navi e che ci fosse la possibilità anche per il nostro paese di far vedere quanto siamo capaci e bravi con le nostre professionalità di fare un lavoro di grande qualità. Questo è il nostro futuro ed è il futuro anche di questa azienda e dei tanti lavoratori. Presidente, è un'azienda che è fortemente radicata in Friuli Venezia Giulia, che ha sottoscritto anche un importante accordo sindacale recentemente. Sì, è importante anche il protocollo di legalità che è stato sottoscritto in tutti i cantieri, compreso quello di Monfalcone. Ovviamente il lavoro che bisogna fare adesso è di creare le condizioni perché Monfalcone, Trieste, il Friuli Venezia Giulia siano attrattivi per un'azienda di queste dimensioni, ma si riesca anche ad affrontare e risolvere i problemi dei nostri cittadini, i problemi delle nostre città, i problemi che ci sono sempre nell'impatto con una grande azienda come questa. E poi ovviamente lavorare, questo sì, sulla sicurezza del lavoro, sull'ambiente e sulle professionalità. Questa azienda ha bisogno di professionalità e quindi noi dobbiamo investire molto come regione sulla formazione. Presidente, ultima battuta sul mercato cinese che questa nave apre per Fincantieri, un mercato con prospettive ampie.
Faccio allora anch'io una considerazione importante. Questa nave, la Majestic Princess, è guidata da un comandante di Trieste che ha fatto il nautico a Trieste e che oggi è uno dei nostri orgogli più importanti nel affidare a lui questa nave così importante in un mercato nuovo, il mercato cinese. Quindi importante anche in qualche modo che noi torniamo ad una globalizzazione in cui siamo noi che in qualche modo andiamo a conquistare mercati nuovi. Credo che questo sia importante. Per aver costruito questo gioiello. Spero di vedervi tutti a presto a bordo della Majestic Princess. Grazie. La consegna ufficialmente nelle mani del capitano Sagani l'ampolla che contiene, pensate, la prima acqua toccata dallo scafo nel giorno del varo.